To find the current shoots and I like that. Not being well done.
Go! Free Sicily! Arturo! Free Sicily! Arturo! Free Sicily! Arturo! Sicilia libera! Arturo! Sicilia libera! Arturo! Sicilia libera! Arturo!
Ci troviamo ad Edimburgo alla manifestazione degli scozzesi per l'indipendenza della Scozia e mentre partecipavamo al corteo abbiamo incontrato una nostra conterranea che si chiama Lucrezia. Lucrezia. Ecco Lucrezia, perché lei si è avvicinata. Perché ti sei avvicinata a noi? Sicuramente io vivo in Inghilterra da quasi un anno adesso, però ho sempre ovviamente rivolto molti pensieri alla Sicilia. Ma innanzitutto tu di dove sei? Io sono di Catania, vivevo a Via Grande ma ho studiato a Catania, quindi ho fatto parte della società catanese, ma anche in Sicilia ho sempre apprezzato tutte le culture che noi abbiamo in Sicilia, perché siamo una grandissima commissione di culture e tradizioni che assolutamente è un patrimonio da salvaguardare. Mi sono avvicinata al corteo e a voi perché mi sono commossa anche trovandovi, vedendo la bandiera, la Trinacria stagliarsi in questo corteo grandissimo. E soprattutto ho apprezzato il fatto che abbiate portato anche il messaggio del no MUOS, perché dobbiamo assolutamente liberarci di queste basi militari, dobbiamo assolutamente liberarci di questi progetti guerrafondai, perché sicuramente saremo i primi a rimetterci come al solito in caso di una possibile proclamazione di guerra da parte delle Americhe. Ecco, e soprattutto poi Lucrezia, tu hai mai pensato all'indipendenza della Sicilia? Sei indipendentista? Assolutamente, io sono indipendentista, sì. I miei bad habit. Sicuramente sì, assolutamente credo nell'indipendenza della Sicilia, credo si debba fare perché siamo ormai costretti a salvaguardare il nostro territorio al posto di chi di competenza non ha fatto per più di 150 anni. Dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia noi siamo stati soltanto un argomento mediatico per dare sfogo a tutti i problemi economici, finanziari e quant'altro, insomma siamo sempre stati accusati e mediati. È stata anche fatta secondo me una propaganda anti-Sud. È sempre stato dato un messaggio sbagliato, erroneo riguardo ai popoli del Sud Italia, che mantengono, grazie a Dio, una tradizione culturale anche di spirito, di sangue, che spero non se ne andrà mai, non sarà mai cancellato. Tu che titolo di studio hai? E io ho studiato ho finito il liceo artistico, l'Emilio Greco di Catania, ho avuto un buon voto, sono uscita con un buon voto e adesso sto programmando di studiare qua in Scozia l'anno prossimo. Questo perché credo che il sistema scozzese garantisca dei servizi, un'istruzione e anche uno sbocco lavorativo che in Italia, da qualunque parte, non è più, non so se è mai stato in realtà garantito, non dico garantito, ma reso possibile per chi si impegna, per chi... Non credo che ci sia un sistema meritocratico in Italia, non è stato mai... la politica italiana, soprattutto quella del Ministero dell'Istruzione, non è stata mai orientata a riguardo della riforma dell'istituzione scolastica verso una linea di progresso, anche dell'investire sui giovani, su un ricambio generazionale, sul dare a chi merita delle possibilità. Ma quando tu ti sei avvicinata a noi, ti sei messa anche, hai pianto? Sì. Ma quindi hai pianto perché? Per la nostalgia? Perché qua non ti trovi felice? Perché vorresti essere in Sicilia anziché essere qua? Beh, ho pianto per tante cose, sicuramente la prima cosa è stata l'emozione di vedere di trovare dei conterranei qua in Scozia che stanno portando un messaggio anche a popoli anglofoni. Sicuramente, certo, a me mancava tantissimo la Sicilia,
chi è nato in quella terra sa, non è soltanto il cibo, il clima, è una questione proprio di cultura, di storia che abbiamo sulle spalle da quando nasciamo. Ed è un patrimonio che ognuno di noi si sente responsabile di dover salvaguardare. È vero che ci sono persone come me che hanno deciso di mettere da parte questo sogno di indipendenza e di riscatto per trovare una, purtroppo, via di fuga in un certo senso in paesi diversi. Quindi se tu avessi pensato che anche in Sicilia ci poteva essere uno sbocco lavorativo o diciamo... Sarei rimasta assolutamente. Saresti rimasta in Sicilia. Assolutamente, è una questione non solo di sbocco lavorativo ma anche di speranza nel futuro e di speranza anche di fiducia nella politica, cosa che io non ho mai avuto e probabilmente nessuno della mia generazione o della generazione che verranno avranno fiducia nella politica odierna, perché quello che vediamo ogni giorno è semplicemente non vorrei dare i soliti termini qua, però vediamo una classe politica di qualunque partito, qualunque fazione che semplicemente sta temporeggiando sulla trovare soluzioni a problemi urgenti, se non quasi veramente ardui da risolvere ormai, perché sono state trattate, non sono mai stati trattati certi argomenti, non sono mai stati salvaguardati certe cose, ma anche per esempio la piccola e media impresa, che dovrebbero essere i primi punti da cui ripartire, i primi punti da cui riavviare il mercato e quant'altro. Un'ultima domanda, noi qua in Scozia, ad Edimburgo, abbiamo incontrato parecchie persone di diversa nazionalità, scozzesi ovviamente, spagnoli, catalani, americani. Secondo te tutte queste persone, quando noi abbiamo parlato di Sicilia indipendente, si sono trovate d'accordo con noi? Mentre abbiamo anche incontrato degli italiani di Modena, di Bologna e di Milano. Loro non sono d'accordo sull'indipendenza della Sicilia. Secondo te perché le persone che sono di nazionalità diversa dagli italiani sono d'accordo con noi sull'indipendenza della Sicilia, mentre gli italiani non sono d'accordo? Dunque, sicuramente un problema molto grande, come dicevo prima, è stata questa propaganda contro il Sud che è stata fatta durante praticamente 150 anni dall'unificazione d'Italia. Si è creata una mentalità, soprattutto per chi non vive al Sud, si è creata una mentalità appunto del guardare al Sud come persone che sono parassiti, persone che non sono bravi lavoratori, che non sono persone con una dignità, con delle intelligenze, come se non avessimo più niente da dire o più niente da fare e creare. È come se per loro fossimo un popolo, quasi un fantasma di un popolo antico, no? Ma se così è, non dovrebbe essere più conveniente per loro darci l'indipendenza e così si tolgono questo piede? Difatti, quando si sentono discorsi di certi partiti che non chiedono altro che l'indipendenza del Sud, francamente io sono d'accordo, nel senso che non capisco perché gli altri italiani non credono all'indipendenza del Sud, ma probabilmente perché sanno che comunque noi, molti dei nostri beni vengono venduti al nord, noi raffiniamo pure gran parte del petrolio che viene venduto in tutta Italia e ci avveleniamo i nostri mari con questo, perché a Gela viene fatto questo e non si può fare il bagno. Sanno che comunque noi ci teniamo alle basi americane al posto loro e quant'altro, insomma è una questione, siamo come una discarica, per loro facciamo comodo perché noi siamo il capro espiatorio di tutti i problemi italiani, siamo noi la mafia, siamo noi la zavorra, siamo noi quelli che rubano i soldi, quelli che fanno l'evasione fiscale. È come se tutto avvenisse soltanto al Sud e la colpa fosse solo nostra. Allora mi dico io, ci vogliamo dare una mossa, vogliamo fare questa indipendenza? Bene, allora chiudiamo questa intervista a Lucrezia con queste ultime parole di Lucrezia. Ci vogliamo dare una mossa per questa indipendenza? The starboard side of the sunrise.